Bentornati su Zwishenbar Channel News, le principali notizie della giornata in meno di un minuto. Continua la battaglia tra Roma e l'Unione Europea, sempre più ai ferri corti. TGcom intitola "Manca un vero interlocutore". Allarme di Hollande, la Francia sarebbe in un'emergenza economica, quindi vengono stanziati 2 miliardi contro la disoccupazione. Aggressori di Colonia, via il primo arresto per le violenze di Capodanno ed è un 26enne algerino richiedente asilo. Migranti, nasce l'ipotesi di un controllo verso le frontiere al Brennero. Questo lo ha detto il primo ministro austriaco. Mentre in Marocco è stato arrestato un belga legato agli attacchi di Parigi. Adesso vediamo le prime pagine della giornata. La Repubblica intitola "Unioni civili, dubbi del Colli, pronte modifiche". Il Mattino, il terrore non risparmia gli italiani, riferito alla strage avvenuta in Burkina Faso. A seguire il Gazzettino, statali assenteisti via in 48 ore, la proposta di Renzi della sospensione in tempi rapidi per i furbi del cartellino, ma dia la linea dura a tutela di chi lavora bene. Ultima pagina del Times, Women must integrate, Cameron tells Muslims. In pratica Cameron fa appello ai musulmani di integrare le donne. Queste le principali notizie della giornata. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani come al solito, sempre qui, sempre su Zwishenbar Channel.